Ciao e benvenuto nel riassunto delle mie vacanze. Quest'anno non volevo fare il solito vlog delle vacanze, ma volevo comunque raccontarvi quello che ho fatto in una settimana di vacanza sull'isola di Ischia, magari in modo cinematico. Quindi, buona visione! Siamo partiti domenica 24 agosto e siamo arrivati al porto di Napoli. Una volta arrivati abbiamo fatto i biglietti per il traghetto, perché ovviamente l'aliscafo costa troppo, e siamo saliti a bordo e abbiamo trovato un posto qui dove c'è questa specie di finestra che poi non è una finestra, e dopo poco siamo partiti verso Ischia. Questo traghetto faceva tra l'altro anche scalo a Procida, quindi ci abbiamo messo un pochino di più, diciamo che il tragitto è durato circa 2 ore. E finalmente dopo 2 ore di traghetto siamo sbarcati ad Ischia e ci siamo diretti verso il nostro solito appartamento, che non vi faccio vedere, ma in realtà se mi seguite sull'altro canale dove faccio weekly sapete già perché è lo stesso che prendiamo tutti gli anni. Devo dire molto comodo e in ottima posizione. Una volta arrivati e aver lasciato le valigie ci siamo diretti a mare, ma il posto ve lo faccio vedere più tardi. Una volta tornati e rinfrescati siamo poi usciti per la passeggiata serale, anche perché in piazza c'era un po' di musica dal vivo. Noi alloggiamo sempre nella zona di Ischia Porto, quindi siamo molto vicini a Via Roma ad Ischia. Ci siamo spostati dal caos della musica dal vivo per continuare il nostro giro e all'improvviso ci siamo ritrovati in una festa privata di ultra cinquantenni in spiaggia, davvero molto carina, devo dire, ottima idea. Prima o poi farò anch'io una festa del genere. Poi siamo tornati nella tranquillità o nel caos di Via Roma, dipende come la vedete. Io l'amo. E dopo aver cantato un attimo di Massimo Ranieri ci siamo diretti verso la riva destra, siamo stati un pochino qui in zona e poi, dato che stavamo stanchi dal viaggio, ci siamo diretti verso casa per andarcene a dormire e riposarci per il giorno dopo, perché poi inizierà la vera e propria vacanza, diciamo così. Oggi vi porto al mare con me e vi faccio anche vedere dove ci siamo sistemati, ma anche l'acqua spettacolare che c'è qua. Quest'anno abbiamo deciso di andare in spiaggia dal lato di Via Roma e a breve vi farò vedere anche dove di preciso. Ma mica stavi cadendo, no? No, è un'impressione. No, ma no. Diciamo che andare a piedi in spiaggia con sto caldo non è che sia la cosa più comoda del mondo, però comunque è abbastanza vicino, quindi diciamo che vi fate anche la passeggiatina. E per arrivare alla nostra spiaggia siamo passati dall'ultimo lido che c'è qua tra i lidi di Via Roma, insomma, per poi appunto guardare l'acqua che vedete è davvero molto ma molto bella, e poi abbiamo scavalcato questa striscia di scogli per dirigerci alla spiaggia libera là dietro. E tac, eccoci qua, spiaggia libera, praticamente quasi del tutto per noi perché non c'era quasi nessuno oggi e siamo dei signori. 17 bagni dopo. Ci siamo messi poi qui su questa striscia di scogli per asciugarci costumi e robe del genere, perché di là era arrivata l'ombra, e poi ce ne siamo andati ad una certa, anche perché iniziava appunto a fare freschetto dato che stava arrivando l'ombra e dato che poi volevamo uscire, quindi abbiamo preferito tornare a casa. Mi sono tratto noi con queste bambine.
Poi siamo tornati a casa, ci siamo docciati, abbiamo cenato e siamo usciti nuovamente perché stasera c'era in programma una serata di rievocazioni storiche. Si tratta di sfilate con costumi d'epoca in cui si raccontano i 3000 anni di storia dell'isola e ovviamente non potevamo perdercela, anche perché devo dirvi che è davvero uno spettacolo stupendo. Finite le rievocazioni storiche ci siamo diretti nella zona dei lidi, giusto per stare un po' a faccio mare. Anche oggi abbiamo passato la giornata a mare e la sera siamo usciti per la seconda serata della festa di Sant'Alessandro, con altre sfilate e costumi storici. Purtroppo però abbiamo fatto tardi e quindi siamo arrivati che era già finita e abbiamo proseguito il nostro giro. Anche oggi al mare come al solito e poi solito giretto a Via Roma. Pensiero intrusivo mi sta dicendo di fare. Ui! Stasera, come anche le altre sere, del resto abbiamo fatto il nostro solito girettino per Via Roma, praticamente cambia solo l'orario in cui scendiamo, ma poi il giro è quasi sempre lo stesso. L'unica differenza è che ovviamente siamo con mia zia e i miei cugini, quindi diciamo che siamo in compagnia. Una volta aspettato loro, li abbiamo recuperati e poi appunto abbiamo iniziato il nostro giro vero e proprio tra negozi e così via. E niente, camminate davvero rilassanti, giusto per fare qualcosa la sera e ovviamente non rimanere chiusi in casa, dato che non ci interessa, ma niente di troppo spettacolare. Poi ovviamente arrivato ad un certo orario ce ne torniamo a casa, anche perché poi inizia a venirci sonno e a salirci tutta la stanchezza del giorno. Sì, anche oggi abbiamo fatto praticamente le stesse cose. E infatti, come vi anticipavo prima, abbiamo fatto praticamente quasi tutti i giorni lo stesso giro e questa volta siamo scesi semplicemente un po' prima del tramonto, quindi molto bene così, anche perché è vero che i negozi stanno aperti fino a tardi, tipo le 10:30 se non erro, però di giorno è più bello guardare i negozi e farsi una passeggiata in giro, no? Almeno io la penso così, poi magari mi sbaglio, non so, avete gusti diversi, fatemelo sapere magari qua sotto nei commenti. Poi almeno così, in questo modo, vi faccio vedere anche un po' Ischia e così via. Ci siamo diretti qua alla fine di Via Roma ad aspettare mia zia che arrivasse e poi mi sono fatta un giro nella pineta perché c'erano queste lucine e volevo vedere che si diceva qua giù. Niente di che, è una pineta, semplicemente un parco pubblico, non c'è niente da fare di troppo bello. Mattinata al mare e poi stasera siamo a cena da mia zia, ma prima giretto tattico per negozi. Sì, esatto, stasera appunto siamo stati invitati a cena da mia zia, quindi andiamo da lei e prima però ci andava a fare sempre un solito giro. Questa volta però abbiamo fatto la parallela di Via Roma e siamo arrivati a Piazza degli Eroi. Questa appunto è tutta Piazza degli Eroi e siamo stati un po' lì e poi ce ne siamo ritornati verso Via Roma, anche perché io e mio fratello volevamo andare al Gran Caffè Vittoria qui a Ischia Porto perché volevamo prenderci qualcosa da sgranocchiare. Tra l'altro hanno messo queste installazioni quest'anno della scritta Ischia molto carine e abbiamo fatto acquisti e questo è quello che abbiamo preso, un velocissimo unboxing sulla panchina perché siamo sempre dei barboni e abbiamo preso una caprese e una torta pan di stelle.
Poi appunto siamo andati a cena da mia zia e ad una certa ce ne siamo andati e siamo ritornati verso casa per andarcene a dormire. Anche il 7° giorno qua a Ischia è stato praticamente identico a tutti gli altri, abbiamo fatto sempre le solite cose, quindi la mattina mare e il pomeriggio poi siamo usciti, e se ci vedete con delle buste in mano sono cose che ci sono avanzate della spesa eccetera, che abbiamo portato a mia zia proprio perché era peccato buttarle. Quindi ci siamo sempre incontrati con loro, abbiamo fatto sempre il solito giro, siamo stati insieme, ci siamo goduti insomma gli ultimi momenti tutti insieme di questa vacanza, anche perché comunque loro abitano qua a Ischia, noi no, noi dobbiamo tornare a Napoli domani, ma ve lo racconto a brevissimo. Comunque abbiamo girato anche per vicoli e vicoletti, ormai Ischia la conosciamo davvero tanto bene, soprattutto la zona di Ischia Porto, perché sono appunto 13 anni che ci veniamo in vacanza, quindi ogni anno praticamente un po' sempre tutto uguale, ed è per questo che quest'anno ho deciso di farvi questo riassunto così. Alla fine l'ultima sera ho fatto pure shopping, infatti come avete visto avevo una busta in mano e ho comprato 2 pantaloncini in un negozio che aveva ancora gli sconti, quindi saldi, infatti l'ho pagati 5 euro ciascuno e devo dire che sono molto contenta dell'acquisto. Poi niente, siamo ritornati verso casa perché si era fatta una certa e questo è quanto. Oggi è l'ultimo giorno perché stasera si rientra a casa e quindi ecco che cosa ho fatto. Stamattina già pronta per il mare mi sono diretta con mio padre a comprare la colazione per tutti, quindi bei cornetti schitani per tutti, e soprattutto a fare i biglietti per il traghetto di stasera, dato che se lo facevamo negli altri giorni pagavamo di più perché c'era la prevendita, invece facendolo oggi risparmiamo dei soldi che comunque male non ci fa, dato che già i biglietti vengono a costare parecchio. Quindi ovviamente ci siamo diretti alla biglietteria qua di Ischia Porto della Medmar e della Caremar. Ed eccoci qua, biglietti fatti e colazione presa, quindi adesso ci possiamo dirigere a casa e possiamo andare a goderci il nostro cornetto ischitano. Questa è stata la nostra ultima colazione qui all'isola di Ischia per quest'anno. Poi ovviamente siamo andati al mare per farci l'ultimo bagno della vacanza e una volta tornati ed esserci docciati abbiamo preso le valigie e ci siamo diretti al porto. E rieccoci qua, ciao Ischia, è stato un piacere essere qui anche quest'anno e ovviamente con tutte le valigie e tutto il resto dei miei familiari ci siamo diretti verso il nostro fantastico traghetto. Quest'anno, come avete visto prima dei biglietti, abbiamo preso la Medmar per tornare, anche perché era quella che c'era all'orario più comodo e soprattutto perché la Medmar non fa lo scalo a Procida, quindi se volete risparmiare un po' di tempo nel vostro tragitto, nei vostri spostamenti, prendete quella. Abbiamo aspettato che partisse, dato che stava ancora salendo gente e purtroppo la nave era strapiena, infatti non c'erano posti a sedere, almeno fuori, qualcuno forse all'interno sì, ma diciamo che preferiamo stare fuori proprio per goderci il panorama, dato che ci vuole già parecchio tempo di suo. Ma sono proprio un pochino di vento sta. Ed eccoci ritornati finalmente a Napoli. Tra l'altro sul traghetto di ritorno abbiamo incontrato anche Borrelli, il terrore di Napoli. E questo è quanto. Avete visto che è stata una settimana molto chill, anche perché sono 13 anni che andiamo in vacanza ad Ischia e diciamo che negli scorsi anni abbiamo avuto modo di esplorarla per bene. Quindi quest'anno siamo andati molto più con calma, proprio per farci la classica vacanza mare e passeggiatina serale, anche perché era una sola settimana, quando di solito faccio invece 2 settimane, e quindi siamo stati lì appunto a goderci il mare, ma anche la famiglia, perché appunto mia zia e i miei cugini abitano lì ad Ischia e quindi capita che comunque ci vediamo poco. Nonostante tutto spero che questo video vi sia piaciuto, ma se cercate una guida completa ad Ischia Porto con tutto quello che c'è da fare e da vedere, vi rimando al video della mia guida completa ad Ischia Porto. Grazie per aver guardato questo video e vi do appuntamento con prossime avventure.